Amici di Radio Chef, quante cose buone si possono gustare a Friuli Doc 2025. Siamo a Udine, nel cuore della città e in particolare in Piazza del Duomo per andare appunto dietro le quinte anche di tutto quello che di buono e di bello si può assaggiare in Friuli Venezia Giulia. Questa si chiama Piazza Carnia ed è in particolare di questa storia che vi vogliamo parlare, una davvero speciale perché ci porta in viaggio tra tradizione e innovazione grazie al progetto GoPasta che unisce l'Italia e la Slovenia attraverso due piatti unici. Uno è italiano, carnico, l'altro invece è sloveno. La pasta in tutte le sue forme infatti è molto più di un semplice alimento, è memoria, è identità ed è condivisione, e in questa puntata vogliamo portarvi a scoprire proprio queste ricette insieme a due ospiti speciali che ci porteranno anche in giro per la città. E per andare a scoprire di più sul tema sono in compagnia di Silvia Biondi. Lei è una food scientist e divulgatrice proprio sul tema dei charsons. Ha fatto una ricerca, Silvia, che ha un titolo particolare. Ce lo vuoi raccontare? Soprattutto ci vuoi raccontare cosa c'è dietro a questa ricetta? Sì, allora l'evento che abbiamo pensato per Friuli Doc si chiama Charsons da fa Drecciai Chiavei. Abbiamo scherzato un po' su una poesia di Rupil che era stata pubblicata nello Storolic Furlan, un po' per giocare su questo fatto che appunto i charsons sono così buoni che effettivamente suscitano delle emozioni particolari, coinvolgono anche i cinque sensi, e un po' perché con il professore Enos Costantini durante la ricerca abbiamo trovato talmente tanto materiale, talmente tante suggestioni che effettivamente in alcuni momenti un po' abbiamo avuto i capelli dritti, ma cercheremo sabato mattina di coinvolgere anche il pubblico condividendo alcune delle informazioni che abbiamo ottenuto per far capire la complessità di questo piatto e la grande ricchezza di questo piatto che racchiude un po' tutti gli aspetti della regione e del territorio. A noi piace sempre dare un assaggio anche di questi appuntamenti, quindi ti chiediamo qualcosa in anteprima, ma soprattutto volevo chiederti, i charsons, ancora per chi non li conosce così bene, ci vuoi raccontare un po' anche quali scoperte sorprendenti hai fatto su questa ricetta della tradizione, che al momento è anche un po' innovazione? Sì, è un piatto innovativo perché continua a cambiare nel tempo. Di fatto è un raviolo dal gusto dolce un po' salato che è quindi tipicamente medievale, no? Quindi questo piatto ha resistito nei secoli ed è arrivato fino a noi oggi un po' perché è stato protetto dalla carnia, no? Nelle ricette familiari, e poi continua a evolversi in continuazione, quindi il fatto che contenga anche le patate, che sono un ingrediente piuttosto innovativo, ma che continui ad aggiornarsi nelle sue ricette, che sono una miriade. Abbiamo raccolto quasi 200 ricette, non ce n'è una uguale all'altra, quindi diciamo che questo lavoro ci serve un po' per fare una statistica, no? Di come sono cambiati gli ingredienti dal passato remoto al passato un po' più recente, di come pensiamo potranno cambiare anche in futuro, perché è un piatto in continua evoluzione con le contaminazioni che sono proprie del territorio che appunto lo ha custodito. La Carnia è il territorio per eccellenza delle contaminazioni, è un luogo di confine, però è un luogo di accoglienza, quindi ha captato tutte le cose buone che venivano dall'esterno e le ha racchiuse in questo raviolo. Li hai assaggiati, li hai preparati e ti chiedo anche qual è un po' il trucchetto, magari il segreto che unisce tutte queste ricette. C'è qualcosa che quando li vogliamo riproporre magari a casa, a partire dagli ingredienti, dalla qualità, e quali sono gli ingredienti anche principali che non possono proprio mancare per una ricetta che possa chiamarsi charsons? Allora, noi abbiamo catalogato circa 130 ingredienti solo per il ripieno. Wow. Una miriade anche per la pasta, che può sembrare una cosa banale, no? Acqua e farina oppure pasta di gnocco, eppure anche lì decine di ingredienti. Quindi stabilire quali siano gli ingredienti precisi è molto difficile. Ci sono degli elementi comuni a molte ricette, che sono quelli che poi sono più radicati nel territorio, che rispecchiano la storia del territorio, quindi il burro chiarificato o l'ont, che si faceva una volta per conservare il burro, la ricotta affumicata, che era un prodotto diciamo per custodire l'ultimo prodotto della lavorazione del latte, e poi chiaramente tutte le spezie e i profumi che sono stati portati dai viaggiatori della Carnia, quindi dai kramars, e quindi le spezie dall'Oriente che hanno impreziosito questo piatto, che era un piatto della festa. Io ne ho assaggiati tanti, devo dire che
mi sono piaciuti quasi tutti, li ho realizzati e forse un ingrediente che non può mancare è la preparazione collettiva, cioè è un piatto che prevede tante procedure, una chiusura complessa, è un piatto che si realizza in compagnia, quindi oggi forse si realizza più nelle feste di paese piuttosto che in famiglia, rimane un piatto della festa, quindi questa è una cosa che non è cambiata nei secoli. Va realizzato in compagnia perché appunto poi c'è, le discussioni sulle forme, no? Io lo faccio così, ma no, io lo faccio così, ci sono tanti aspetti culturali, identitari anche sulla forma, che ognuno ci tiene alla sua forma, ognuno ci tiene al suo ingrediente che a volte è segreto, dicono, ovviamente c'è un pizzico di mistero, ma del resto la ricetta dei Chiarsons nasce anche con delle piccole magie, chi parla dei folletti, chi parla di parenti stranieri che venivano da lontano che hanno portato questa ricetta, quindi c'è la magia, c'è il territorio, c'è la preparazione collettiva, quindi c'è il discorso dell'identità e dello stare insieme, sicuramente questo. Un bel lavoro di squadra quindi per avere la ricetta perfetta. Silvia, prima di salutarci anche ti chiedo di dare l'appuntamento giusto ai nostri ascoltatori, perché siamo proprio qui adesso in Piazza della Libertà, ma è proprio qui a Udine che andrai a raccontare ancora di più su questa magica ricetta misteriosa. Misteriosa. Ci vediamo sabato mattina alle 10 alla Loggia del Lionello e cercheremo di entrare più nel merito dei tanti elementi che sono emersi in questa ricetta, daremo qualche informazione in più, lasceremo ancora tanta curiosità perché è un piatto ancora tutto da scoprire. E questa non è l'unica ricetta di cui si parlerà, quindi adesso passiamo nell'oltreconfine e andiamo a vedere cosa si trova da quelle parti. E per parlare di quest'altra ricetta ci siamo anche spostati di location, infatti siamo in Piazza del Duomo, rimaniamo comunque a Udine, rimaniamo comunque a festeggiare Friuli Doc. Vi parlavo di una ricetta particolare che troverete anche qui nello stand della comunità di montagna della Carnia. Io ho incontrato Elena Valent per raccontarvi di più anche sugli slicrofi, che sono sempre più sulla bocca di tutti, però è bello quando una ricetta inizia a carburare e farsi conoscere così tanto, Elena. Beh, significa che il progetto al quale stiamo lavorando funziona. Gli slicrofi sono simili ai nostri Chiarsons, solo che hanno una matrice, non sono vegetariani, sono legati alla carne, no? E quindi c'è questo connubio di paste ripiene che abbiamo portato qui a Friuli Doc. Questa è Piazza Carnia, definita così, quindi noi siamo solo coordinatori, non facciamo da mangiare. E il bello degli slicrofi insieme ai Chiarsons è che questo piatto unisce due popolazioni che hanno ricette simili, storie simili, quindi portarli qua significa anche raccontare, creare questo ponte fra noi e Gorizia, insomma, e Idria, che è il nostro partner di progetto. E voi portate avanti questa ricetta proprio per raccontare la sua storia. Ci puoi dare anche tu un assaggio di quelli che sono gli slicrofi, che poi troveremo anche nei vostri prossimi appuntamenti tutti da scoprire? Certo. Allora, la differenza fra gli slicrofi e i Chiarsons è che gli slicrofi hanno il ripieno uguale, che è fatto con patata, erba cipollina e con dello strutto. Quello che li differenzia è il condimento. Loro hanno una marea di condimenti diversi, contrariamente a noi, proprio l'opposto, ed è quello che li caratterizza. Di solito vengono utilizzati insieme allo stufato di montone, ma ci sono ricette tipo con il condimento pad thai, ci sono le versioni più o meno vegetariane con la selvaggina, e quindi si divertono con i condimenti. In più loro hanno proprio una certificazione europea come prodotto tipico di Idria. E questa è un'altra bella storia da raccontare, ma soprattutto da assaggiare a questo punto. Ed è anche il vostro progetto che parla proprio di questa differenza e porta avanti anche la tradizione del Friuli Venezia Giulia. Certo, questo progetto si chiama Go Pasta perché ovviamente ci accomuna questa pasta ripiena. È un progetto finanziato dal Fondo dei Piccoli Progetti Interreg Italia-Slovenia. Abbiamo il partner sloveno che è ID20 e noi siamo ovviamente la comunità di montagna della Carnia. E abbiamo lavorato a questo progetto proprio per raccontare una storia che, come diceva prima Silvia Biondi, è in trasformazione, cioè in evoluzione, perché dalle tradizioni si possono trovare gli spunti per creare economia e creare interconnessioni. E ci sono degli chef che sanno mettere le mani in pasta. Sì, infatti qui nello stand potrete assaggiare gli slicrofi grazie a Daniele Cortiula. E in tutta Piazza Carnia comunque troverete i Chiarsons della Carnia.
Oltre a Friuli Doc, oltre all'appuntamento che vi ha già dato Silvia Biondi per sabato mattina, abbiamo altri appuntamenti. A partire da Gusti di Frontiera, dove ci sarà un momento speciale dove il sindaco di Nova Gorica cucinerà gli schlicrofi, mentre il sindaco di Gorizia è Chersons, e questa è una chicca che insomma abbiamo saputo l'altro giorno, e quindi ci piace l'idea che anche dei sindaci si prendano a cuore un progetto di questo tipo. Poi abbiamo, dopo Gusti di Frontiera, abbiamo De Gustibus, con un momento in cui i Chersons diventano non più vegetariani ma incontrano la pittina di Spilimbergo, e quindi il 5 avremo uno show cooking a Spilimbergo a mezzogiorno. E poi il momento clou per noi, perché si tratta della carne, sarà il Filo dei Sapori l'11 e il 12 ottobre. E quindi direi che di momenti da vivere ce ne abbiamo tanti. A Tolmezzo è importante sottolinearlo, che è un po' la terra anche della comunità di montagna della carne, e qui si festeggerà assolutamente al meglio. Elena, e allora noi ci auguriamo intanto che tutti possano scoprire questa storia per assaggiare gli schlicrofi come i Chersons sempre con più soddisfazione anche. Lo ripetiamo, noi conosciamo i prodotti, conosciamo la loro storia e li mangiamo poi più volentieri. È stato un piacere stare con te. Dove possiamo seguire tutti gli aggiornamenti? Allora, abbiamo la pagina Facebook, abbiamo il sito e abbiamo anche Instagram, e quindi aggiorniamo lì i vari appuntamenti, le fotografie e le esperienze insomma che mettiamo in campo. L'idea è quella proprio di creare un'esperienza schlicrofi e Chersons con promoturismo, in modo tale che non sia come il solito progetto che ha finito il finanziamento, muore lì, ma che ci sia un proseguo, e soprattutto che cresca la consapevolezza del consumatore che non sta mangiando un semplice piatto ma una storia. È quello che è stato il lavoro di Silvia Biondi insieme a Enos Costantini, che quindi ci piace raccontare un piatto partendo dalle origini. Non vi resta che scoprire la ricetta e provarli anche voi a realizzare a casa e mettere anche voi le mani in pasta. Elena, grazie per essere stata con noi, e viva la comunità di montagna della carne. Grazie. E dopo aver scoperto la storia, le storie che si nascondono dietro ai nostri Chersons, torniamo in studio perché restiamo comunque nel cuore della tradizione friulana. Ci spostiamo però verso un ingrediente che accompagna l'autunno e che in Friuli Venezia Giulia ha trovato proprio una sua casa speciale. Stiamo parlando delle mele, perché oltre ad essere buone e versatili in cucina, le mele sono anche un vero alleato per la nostra salute. Non a caso c'è il detto inglese "an apple a day keeps the doctor away", una mela al giorno leva il medico di torno. Infatti queste sono davvero ricche di fibre, in particolare di pectina, che aiuta a regolare la digestione e a mantenere la sensazione di sazietà. Sono poi una fonte naturale di vitamina C, che è importante per le difese immunitarie, e contengono anche diversi antiossidanti che contrastano i radicali liberi, aiutando il corpo a mantenersi giovane e in salute, quindi davvero perfette. Un altro vantaggio, sono un frutto a basso indice glicemico, quindi rilasciano energia davvero in modo graduale, perfetto per chi vuole uno spuntino leggero senza sbalzi di zucchero nel sangue. Ma quante ne mangiamo? Dicevamo almeno una, ma gli esperti consigliano 1 o 2 mele al giorno come parte di una dieta varia ed equilibrata. Sono pratiche poi da portare con sé, perché basta prenderla, lavarla ovviamente, asciugarla e portarsela dietro. Sono ideali come snack sia a metà mattina che nel pomeriggio, possono sostituire in modo sano altri dolci confezionati, quindi sono un vero alleato. Un piccolo consiglio: quando possibile consumatele con la buccia, perché è lì che si concentra proprio la maggior parte delle fibre e degli antiossidanti. Naturalmente meglio sceglierle da coltivazioni locali e come vi dicevo, lavarle bene prima di gustarle. Però, c'è un però, le mele non sono tutte uguali. Chi le coltiva lo sa bene, e a Friuli Doc potete anche trovare diversi coltivatori, diverse persone che si occupano proprio di questo ingrediente. Infatti in Friuli Venezia Giulia abbiamo una terra ricchissima di varietà di mele, ognuna con il suo colore, la sua consistenza e anche il suo bel carattere. Ad esempio ci sono le renette, che sono giallo-verdi con polpa compatta e un gusto acidulo che conquista al primo morso. Sono le regine dello strudel, perché in cottura non vanno a perdere consistenza e sono perfette anche per i nostri Chersons dolci. Poi le Golden Delicious sono gialle, profumate, dolci, ottime da mangiare fresche, sono ideali per crostate morbide e anche per composte casalinghe. Poi ci sono le Fuji, che sono rossastre, un po' più croccanti, succose come poche, ideali nelle insalate
ad esempio con frutta fresca, ne parleremo tra poco, ma anche da sgranocchiare così al naturale. Le Stark Delicious invece, rosse vellutate, hanno un sapore autentico, sono perfette per torte di mele tradizionali o dolci speziati con la cannella. Insomma, ogni mela davvero ha la sua storia. Queste sono solo alcune di quelle delle produzioni che troviamo in Friuli Venezia Giulia e ognuna ha anche il suo utilizzo in cucina, quindi fate attenzione quando le scegliete. E in Friuli non mancano poi produttori che coltivano varietà antiche e moderne, custodendo proprio un patrimonio di biodiversità che merita di essere valorizzato. La mela poi è anche un ingrediente molto molto versatile, si abbina bene anche con tantissimi prodotti che troviamo in supermercato, come ai supermercati Bosco di Trieste. Quindi andiamo a seguire un po' anche questi abbinamenti. Nel dolce, ad esempio, è perfetta con miele, noci, mandorle e cannella. Pensiamo ad esempio allo strudel, ma anche ai muffin, alle ciambelle o semplici mele cotte al forno con zucchero e spezie. Come le preparate? Potete prendere le renette o le golden, sono quelle preferibili, togliete il torsolo con il levatorsoli e farcite con un cucchiaino di miele, noci tritate e un pizzico di cannella. Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti e otterrete un dessert caldo e davvero molto profumato. Nel salato anche la nostra mela stupisce, la potete provare con il formaggio Montasio DOP, con speck croccante, oppure nelle insalate, come questa insalata autunnale con mele, radicchio e Montasio DOP. Tagliate a listarelle il radicchio, unite mele Fuji a fettine sottili, aggiungete gherigli di noce e scaglie di Montasio stagionato, condite con olio extravergine d'oliva, sale e pepe, sono fresche, croccanti e un connubio davvero pieno di contrasti che vi sorprenderanno. Anche con la carne funziona benissimo la mela. Maiale, anatra, selvaggina si arricchiscono di salse a base di mela, ad esempio ottima con l'arista di maiale e mele. Vi basterà aggiungere e rosolare un pezzo di arista con rosmarino e aglio, poi sfumate con vino bianco, aggiungete mele a spicchi e lasciate cuocere lentamente. La carne diventerà tenera e il fondo di cottura si trasformerà in una salsa dolce e aromatica. E per chi vuole sperimentare, le mele si sposano bene anche con il pesce, ad esempio una tartara di salmone e mela verde oppure un carpaccio di trota affumicata con mele e finocchio. Anche queste sono ricette tutte da scoprire e tutti gli ingredienti, anche dal salato al dolce, li trovate nei diversi punti vendita dei supermercati Bosco di Trieste, dove c'è una varietà veramente incredibile. Oltre alla frutta e alla verdura di stagione, in questo caso noi ci concentriamo sulle mele, ma hanno tantissimi prodotti proprio del nostro territorio, quindi vi invito ad andare a scoprirli e soprattutto a sperimentare tante altre ricette che poi ovviamente potete inviare qui da noi a Radio Chef. Andate anche sul loro sito e sulle loro pagine social dei supermercati Bosco, perché ci sono sempre i volantini con le offerte, quindi potete pensare anche in questo caso, oltre che alla stagionalità, alla qualità, anche al portafogli, che male non fa, insomma. Un altro punto a cui fare attenzione è come tagliarle le nostre mele. Sembra banale, ma tagliare una mela può davvero cambiare il risultato in tavola. Ad esempio, a spicchi è semplice e veloce, sono perfetti per merende o per le torte. A cubetti sono ideali, questo taglio è ideale per le insalate, per i ripieni oppure per le composte. E come ci consigliano anche i nostri amici di Affila Utensili Natisone, che pensano sempre al taglio perfetto per noi, gli utensili dedicati al taglio davvero aiutano, dal levatorsoli che in un attimo elimina la parte centrale fino al tagliamele che divide il frutto in 6 o 8 spicchi uguali. Un trucco della nonna per non far appassire, annerire la nostra mela. Una volta tagliata basta irrorarla con del succo di limone o di arancia, oppure immergetela in acqua leggermente salata che mantiene il colore vivo senza alterare troppo il sapore. E oltre a questi consigli, tanti altri li trovate sul sito affilautensili.com e potete andare direttamente in sede a trovare il team nella zona artigianale leproso di Premariacco, così anche da andare a seguire tutte le loro novità e avere sempre il taglio perfetto per i vostri ingredienti. Continuiamo invece sulla scia delle nostre ricette, perché ne trovate veramente tantissime, dato che abbiamo parlato anche con Silvia Biondi. Lei ha partecipato anche alla cura di questo libro, di questo manuale, in cui veramente ci sono tante ricette, tra queste tutte con le mele, e tra queste il libro si chiama Il tempo della mela, ricette e profumi in Friuli Venezia Giulia. C'è la frittata dolce con mele e cipolla, e di una nostra ascoltatrice. Infatti questa ricetta arriva proprio da Radio Chef, da Nicoletta di San Vito al Tagliamento.
Come prepararla? In una padella antiaderente fate appassire la cipolla con un goccio di acqua e anche un po' di aceto. Unite le mele tagliate a pezzi con o senza buccia e private però del torsolo e dei semi. Mescolate un paio di volte e lasciate che nei pochi minuti di cottura lo zucchero che esse sprigioneranno abbracci la cipolla. Spegnete e fate riposare qualche istante. Per un gusto più delicato si può far appassire la cipolla e la mela anche separatamente, poi unirle. In una ciotola poi rompete le uova, le sbattete con una frusta, salate e pepate a piacere, aggiungete le mele e la cipolla amalgamando il tutto, versate un po' di olio in una padella antiaderente e cuocete a fuoco vivo per circa 3-4 minuti per lato e il gioco è fatto. La vostra frittata dolce con mela e cipolla è pronta per essere gustata. Il nostro viaggio invece, sempre con la mela, finisce in montagna perché se passate a Camporosso, se siete nei dintorni di Tarvisio, non può mancare un pit stop al David, il nostro luogo preferito dove gustare dal salato al dolce tutto quello che di buono c'è nel nostro territorio e non solo. E parlando proprio di mele, loro hanno una selezione speciale di cose dolci e salate, dall'insalata spettacolo con mele, noci e speck e dadini di formaggio fino alle cose dolci, allo snack con una mela per merenda con cannella, ma anche i centrifugati ricchi di vitamine con mele e arance, oppure le mele si possono gustare calde con il grog, con aromi e fiori di sambuco accompagnati da un'ottima fetta di torta di mele, quindi avete veramente un'ampia scelta per non farvi mancare nulla. Andateli a seguire anche sui social perché il David di Jause veramente vi accompagna dalla mattina prestissimo fino alla merenda del pomeriggio con tanto gusto. Invece se rimanendo in montagna siete a Sappada, qui le mele abbiamo detto entrano nei charsons dolci arricchiti con uvetta e cannella e tante ricette con le mele, oltre ai tanti ingredienti anche della tradizione sappadina, li trovate alla Gastronomia Alimentari Cardis proprio nel cuore di Sappada. Loro preparano dall'aristà di maiale con il sugo di mele fino anche a un ottimo strudel di mele che in montagna davvero non può mancare, e per le altre ricette vi lascio anche alle loro pagine social e al sito. Comunque sempre salumi, formaggi freschissimi per anche portarvi a casa un pezzettino di montagna. La gastronomia è sempre a vostra disposizione. E direi che con questo viaggio nel mondo delle mele il nostro appuntamento con Radio Chef di oggi finisce qui, ma noi vi aspettiamo anche a Friuli Doc e in tutti i prossimi appuntamenti dedicati al gusto in Friuli Venezia Giulia. Passate a salutarci. Per Friuli Doc siamo davanti Piazza della Libertà, davanti al Contarena, proprio nel centro di Udine, e per tutti i prossimi appuntamenti tenetevi aggiornati sempre qui a Radio Chef e qui su Radio.0. Seguiteci anche sul nostro sito radio.0.it e inviateci le vostre ricette. Da Maria Musil, quindi, per questa puntata di Radio Chef è tutto, amici, vi saluto e vi auguro ancora un buon viaggio nel gusto del Friuli Venezia Giulia.